Allora, aspettare l'uscita del nuovo disco è sempre emozionante. È come... Io non ho figli, ma è come se avessi un nuovo figlio. È come se ne avessi fatto 7 ufficiali, poi ce ne sono tanti altri. Ed è sempre una scarica di adrenalina perché mi fa sentire ogni volta un emergente, come se dovessi ripartire da capo. Sono arrivato a fare questo disco nuovo per esigenza, non era previsto un nuovo album, per quello sono così emozionato perché è venuto fuori per un'esigenza, è venuto fuori da solo. In quel periodo stavo facendo una serie TV, è stato molto difficile per me, stavo scrivendo anche il libro, è stato difficile per me scindere le due cose, però è venuto fuori in maniera spontanea, come se la musica fosse stata gelosa del cinema, perché stavo mettendo tutto il focus sul cinema e quindi si è fatto spazio, ho detto oh guarda che sono ancora qua. Allora, il primo brano che ho fatto uscire del disco, che è On Fire, è stato un po' una sfida perché volevo fare il termometro, volevo vedere se effettivamente ora possiamo fare quello che ci pare, cioè possiamo fare la musica che ci pare. La risposta è stata positiva perché attualmente la gente si può permettere di fare delle canzoni non radio friendly come On Fire e poter avere dei risultati buoni. Allora, suonare per la prima volta in palchi o club internazionali è ovviamente una grande figata. È un sogno che si realizza piano piano, lo stavo aspettando da tanti anni. Intanto ci vediamo il 6 settembre alla Fiera di Milano per il Lebonski Park, non mancate.